12 maggio 1797. La Serenissima si sveglia per l'ultima volta. Sono Angelo Mammetti. Voi avete mai visto morire una repubblica millenaria in un solo giorno? Noi sì. Nel nuovo romanzo Le maschere del leone, Filippo Marini vi racconta come è successo. Per 1000 anni la Serenissima ha governato i mari. Per 3 generazioni, 2 famiglie hanno custodito segreti inconfessabili, patti con il potere, alleanze segrete, tradimenti che puzzano di polvere da sparo e sangue. Dietro ogni maschera di carnevale si nascondeva una maschera di carne. Ma chi erano davvero questi uomini? Il comandante Pizzamano, ultimo eroe di una repubblica che non sa ancora di essere morta, un diplomatico francese che gioca a scacchi con il destino d'Europa, una donna che sa troppo e che rischia tutto, e poi lui, Bonaparte, il generale che ha imparato a fare l'imperatore, ma che non ha mai smesso di fare il cannibale. Talleyrand che sussurra nell'orecchio dei potenti, veneziani che scelgono l'onore invece della sopravvivenza, francesi che promettono libertà e portano catene. Ma quando tutto sembra perduto, quando l'ultimo doge ha deposto il corno ducale, quando le campane di San Marco tacciono per sempre, un uomo pronuncia una parola: fuoco, una parola che cambia il corso della storia. È l'ultimo ruggito del leone. Perché, vedete, cari amici, si può uccidere un leone, si può abbattere la sua repubblica, si possono bruciare le sue navi e saccheggiare i suoi palazzi, ma il suo ruggito echeggerà per sempre. Questa è la storia che non vi hanno mai raccontato. La storia di come un'illusione può diventare leggenda, di come un tradimento può partorire un mito. Le maschere del leone, l'ultimo romanzo di Filippo Marini sulla Serenissima, il primo che vi farà piangere per una repubblica che non avete mai conosciuto. Alcune storie meritano di non morire mai. Disponibile ora su Amazon.